Il vicentino Marco Speronello è il nuovo re di Portogruaro. Sui campi in terra rossa di Viale Cadorna del locale circolo tennistico, il portacolori del tennis comunale Vicenza ha vinto la 44esima edizione dell'Open Città di Portogruaro, imponendosi 6-3-6-0 in poco più di un'ora di gioco su un Tommaso Gabrieli del tennis bassano, capace di impensierire il più quotato avversario solamente nel primo set, quando recuperando un break di svantaggio sul 4-3 era riuscito anche a fargli sentire il fiato sul collo, ma è stato solamente un fuoco di paglia in quanto Speronello ha ripreso in mano subito il match senza più cedere nemmeno un game, in tal modo timbrando il suo 16° trionfo di una stagione da incorniciare. Questo è uno degli ultimi tornei del 2019 che per me è stato un anno magico e ho battuto oltre che il mio record personale anche il record italiano di Open vinti ed è veramente un onore aver vinto qui a Portogruaro in mezzo a tanti amici. Mi sento a casa e quindi è un grandissimo piacere aver vinto quest'anno. Ecco, una partita praticamente a senso unico, il tuo avversario ha cercato di metterti un po' in difficoltà nel primo set, ma poi insomma non c'è stata più storia. Allora, nel senso, il tennis, particolarmente il tennis è uno sport ciclico dove si alternano dei momenti di sfortuna, possiamo chiamarla così, a dei momenti dove ti va tutto bene. Questo è il mio momento che va tutto bene e quindi cerchiamo di raccogliere il più possibile quando le cose vanno bene. Speriamo nel prossimo anno di fare qualche saltino in più, è da qualche anno che ci penso, non è facile ma ci mettiamo questo obiettivo per il prossimo anno. Che dire, all'inizio sono partito male e già questo era una delle cose da evitare, perché lui quando va sopra gioca libero mentalmente, quindi con tutte le qualità che ha non bisogna assolutamente far sì che giochi sereno. Sono riuscito a impensierirlo a metà del primo set, ma appena sono calato un attimo lui ha preso sopravvento. Secondo set non ho giocato male, ma ho preso solo vincenti dall'inizio alla fine e quindi devo dire bravo a lui, senza niente da aggiungere. Senti, una stagione comunque positiva la tua? Positiva fin lì, nel senso che tornavo da un lungo infortunio e come spesso succede dopo un lungo stop si hanno altri problemi, perché riprendere non è mai facile, si ha tanta voglia di giocare, il fisico non sempre è pronto, quindi devo dire che è 2 o 3 settimane che fisicamente mi sento a un buon livello, mentre prima giocavo lontano neanche dal 100%, lontano dall'80%. Ho fatto comunque qualche buon risultato, ho fatto 7 finali, 5 di cui perse con lo Speronello, quindi diciamo che se vivessi in un'altra regione forse la stagione avrebbe qualche successo in più. Un'edizione questa dell'Open portoguarese che si è rivelata di notevole livello tecnico. Complessivamente sono stati oltre 120 i partecipanti che a partire da lunedì 2 settembre si sono sfidati in riva all'Emene. Ma ad impreziosire una manifestazione che ormai si è ritagliato un suo spazio nel calendario dei più importanti tornei organizzati a cavallo del confine veneto-friulano è stata soprattutto la presenza, in un numero più che raddoppiato rispetto alle precedenti edizioni, di 25 iscritti di seconda categoria. Praticamente, fatta eccezione per Matteo Viola, recente vincitore della Safe Cup e attualmente impegnato in Turchia, sono convenuti a Portogruaro tutte le migliori racchette del nord-est. Siamo molto soddisfatti come direttivo per come abbiamo organizzato questo torneo. Ci contavamo molto perché negli ultimi anni i miglioramenti si sono visti, quest'anno puntavamo a portare molti seconda categoria e credo che i ragazzi del nostro comitato hanno fatto un lavoro eccezionale. Abbiamo portato 26 seconda categoria e tra questi 26 seconda categoria oggi abbiamo visto chi ha vinto Marco Speronello, ma c'era anche Mario Radic e tanti altri, quindi tra i migliori giocatori di seconda categoria a livello italiano, quindi siamo molto soddisfatti per il lavoro che abbiamo fatto.
Senti, un tennis club che indubbiamente si sta attrezzando anche dal punto di vista delle strutture, sta facendo delle importanti migliorie ai campi, appunto per proporre, diciamo, sempre qualcosa in più ai propri tesserati. Sì, diciamo che, ma non so se posso dire ambiziosi. Diciamo che la base è proprio il torneo Open, quindi dare a giocatori di un certo livello campi sempre migliori è la cosa in cui puntiamo. Quest'anno e il prossimo anno abbiamo in programma il rifacimento dei campi in terra, del campo 4 e del campo 5, scusa, in terra, dei campi interni in manto sintetico, e quindi a Ferragosto abbiamo fatto il campo numero 6, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di abbassare la velocità di palla con del manto in green set per portarli a un livello simile alla terra e quindi dare un servizio superiore, maggiore a tutti i giocatori e equiparato. E altra cosa in programma è il cambio di luci, quindi cambiare tutti gli impianti dei 6 campi in luci con luci al LED, quindi diciamo cerchiamo di rinnovarci e aumentare la tecnologia su questi campi. Senti, l'occasione è propizia anche per parlare un po' di quel che è tutto il vostro movimento giovanile. Giovanile sta andando bene, con chiaramente dei problemi normali, maestri e altro, però sta andando molto bene a livello di numeri e io credo anche a livello di qualità. 80 bambini non sono pochi, se pensiamo che 4 anni fa erano 25, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto sia da parte del club ma anche da parte dei maestri.